Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati, un buon venerdì. Io sono Maria, pronta ad accompagnarvi sempre con le stelle di Radio.0 in tutte le novità anche di questa nuova giornata insieme. Allora partiamo subito, in quanto novità partiamo proprio dall'Ariete. Complice per voi la Luna e Giove, bei sogni d'amore e di lavoro sono pronti per diventare realtà. Nati per vincere, voi dell'Ariete avete le carte in regola per scalare le vette della vita e godervi lo spettacolo dall'alto. Vi auguriamo buona visione allora. Toro, passiamo a voi. La curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela. Attenzione per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo per voi, buone notizie, quindi piccoli imprevisti nella quotidianità vi daranno lezioni di cui fare tesoro, ricordatevelo. Gemelli, confidare i fatti vostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza prima di tutto in voi stessi. Un viaggio professionale avrà un finale felice, pronti a scoprirlo? Tornate a casa con dei soldi in più, questo va sempre bene, e buone prospettive future. Cancro, a voi il confronto con gli altri vi genera ansia in questo periodo? Ridimensionatela nel momento giusto, tenete presente che la vostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza, però fate attenzione. Opponete poi un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non potete far fronte perché non vi porterebbero a nulla. Leone, amici, passiamo a voi. In primo piano una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete accanto. Fortunati loro, attrarrete nella vostra orbita anche personaggi insospettabili. Razionalità, ordine mentale, un tocco di fortuna e quanto avete di meglio a disposizione negli imprevisti. Usate tutte le vostre carte, mi raccomando. Vergine, regna il caos almeno a volte nella vostra attività e allora rispondete con elasticità alle esigenze del momento, rispettando però i vostri tempi prima di tutto. La vita sociale poi è in espansione, tenete conto di alcune innovazioni valide su cui potrete facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, per voi pace nella coppia, la reciproca ammissione dei torti e lo spiegare le proprie ragioni in questo caso darà a entrambi la sensazione di venire compresi e rispettati. Bella la consapevolezza di essere al sicuro, piena fiducia negli aspetti, quella che avete, la dolce metà, gli amici e i familiari. Scorpione, per voi un venerdì, questo venerdì 17, non proprio esaltante. Con la luna poco disponibile nei vostri confronti nelle faccende pratiche e domestiche, oggi rischiate di far fiasco, quindi meglio lasciare da parte il tutto. Prevedibile invece la richiesta di maggior collaborazione in casa. Date la precedenza però al bisogno di serenità, almeno per oggi. Sagittario, grande alleata per voi la luna in acquario che vi fornisce la capacità di trovare alternative e uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Siete pronti? Con il partner la comunicazione invece è fluida, scambiarvi opinioni, confrontarvi vi apre sia la mente sia il cuore. Capricorno, difficile invece l'accordo tra dovere e pigrizia, lo sappiamo, da un lato vorreste sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non potete ignorare il senso di responsabilità naturalmente. Incerti quindi sul da farsi, poco convinti delle vostre scelte, in questo periodo vi chiudete in un religioso e riflessivo silenzio, ma siete sicuri che sia il modo giusto? Acquario, per voi invece la giornata fila via con il vento in poppa grazie al corteggiamento della Luna a Mercurio e Giove, progetti futuribili grandiosi ma saldamente ancorati alla realtà e questo è l'importante. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, lo sappiamo, cambiando schemi e abitudini potete rinnovare la vita, almeno provateci. E chiudiamo con gli amici dei pesci, fermento per voi di progetti e opportunità da realizzare in gruppo però questa volta. Siete dinamici, grintosi, però in team rendete di più, lo scambio sappiamo è importante per voi. Gli amici vi distraggono invece dal pensiero di qualcuno che vi manda su di giri, ma al momento gioca un po' a nascondino. Ed è tutto quindi anche per questo venerdì insieme alle stelle, venerdì 17, noi salutiamo tutti i superstiziosi naturalmente, ma auguriamo a tutti una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0